Nuove Tecniche e Fondazione Radiomagica Onlus presentano Lo zaino dei Kramars. I Kramars erano i portatori del krame o krasigne, lo zaino di legno della Carnia. Erano i venditori ambulanti delle montagne carniche. Portavano la merce paese per paese, proprio come fanno oggi i tanti africani o indiani che camminano per le spiagge del Friuli, in mezzo ai bagnanti, caricandosi direttamente in spalla asciugamani o altro. I Kramars usavano gli zaini in legno. Ce ne sono di due tipi al Museo di Tolmezzo. Quello per trasportare le stoffe è semplice. Ha la forma di un seggiolino allungato con le bretelle in stoffa per portarlo in spalla. Era composto di 2 bastoni verticali lungo la schiena, poi 3 assi orizzontali. Una delle assi sporgeva all'esterno, proprio come fosse la seduta di una sedia. I primi Kramars vendevano i prodotti dei tanti telai della Carnia: tovaglie, lenzuola, cinture e vestiti fatti di canapa e lino. Facevano tutto a piedi, un passo dopo l'altro. Quanto potevano camminare questi montanari friulani? Lunghezze da fare invidia al miglior marciatore del mondo. I Kramars erano migranti, andavano all'estero, partivano in autunno e tornavano solo a inizio estate. Nel 1806 Giobatta Piazzotta, un Kramar di Cercivento, ha raggiunto Monaco, in Germania, in 15 giorni, attraverso la via di Monte Croce Carnico. 88 ore di marcia per 400 chilometri a piedi. Lo sappiamo perché lo ha scritto lui, nel suo Marschroute, il diario di viaggio. Tutti i Kramars ne avevano uno, come il diario di bordo delle navi. Annotavano le vendite, i guadagni e anche altro. Per esempio dove si mangia e dorme bene sul percorso, così da ricordarlo e dirlo anche ad altri Kramars. Eh sì, come oggi noi usiamo TripAdvisor. Scriviamo se ci è piaciuto un ristorante, così altre persone possono sapere se vale la pena di andare a mangiare là. I Kramars passavano i valichi di montagna con la pioggia, la neve e il vento. Il mestiere del venditore ambulante era pericoloso, potevi capitare in mezzo a una bufera oppure subire una rapina. Rapine misteriose, come nel gennaio del 1748, vicino a Landau. Si ritrovarono i vestiti e i documenti di Zuan e Monco di Comeljans. Il Kramar fu probabilmente derubato e ucciso, ma il suo corpo non venne mai ritrovato. I Kramars inizialmente vendevano stoffe, ma poi commerciarono anche bottoni, nastri, cose di merceria. Altri si specializzarono in spezie. Questi ultimi avevano un crame diverso, era fatto come un comodino con 3 cassetti, sempre di legno, da portare sulle spalle. Dentro ogni cassetto c'era una scatola di legno leggero e decorato con il nome della spezia contenuta: cannella, pepe intero, menta e così via. Le spezie venivano da Venezia, come anche alcuni medicinali, fatti dalle famose farmacie veneziane. I Kramars non guadagnavano molto, camminavano tanto e mangiavano poco. Insomma, erano agili e magri come un ramo secco, tanto che esiste ancora il detto sec come un Kramar. Nuove Tecniche e Fondazione Radiomagica Onlus hanno presentato Lo zaino dei Kramars. Crame, ovvero zaino in legno dei venditori ambulanti della Carnia. Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, Tolmezzo.
Tutti i racconti del progetto Carnia Magica sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.